alcuni di noi sono ancora verient ed abbastanza vivaci a modo nostro, ma parecchi si stanno addormentando. Voi direste che incominciano a vegetare. La maggior parte degli alberi non sono che alberi, naturalmente, ma molti sono semisvegli, alcuni sono svegli del tutto e qualcuno sta diventando entesco. È ciò che avviene costantemente. Quando si guarda un albero, ci si accorge che alcuni hanno un cuore cattivo, nulla a vedere con il legno. Non intendo parlare di esso, anzi, alcuni sono svegli. All'albero della conoscenza proibita. Mi sembrò bellissimo. Con dolore, e tu, uomo, ti guadagnerai il pane con il sudore della tua fronte. I figli di mia madre, operati con me, mi hanno posta guardiana delle vigne assolate, ma la mia non l'ho guardata. Anima della mia anima, dimmi dove pascoli e dove riposi, perché io non vado errando in qua e là, dietro a greggi che non sono i tuoi. Vieni, andiamo per i campi. Perché ti ucciderà Caino, sarà punito 7 volte di più. Dov'è tuo fratello? Dove sono? Chi vive in questa terra? Qual è il tuo nome? Io sono io. Bambina fortunata, la Vergine che vive eternamente su se stessa nell'angoscia
perdi a ciò che Dauno, mondi ma più oltre non si mette. senza aver donato un guantalo salatino Io elevo il più umile a dignità regale. 3 volte reggerai ogni perfezione quelli che perfezionano mi rendo uguale, dando loro gli effetti della stessa azione. Io sazio di tesori. E uscì un cavallo rosso, e chi era in groppa fu dato il potere di far cessare la pace e di portare la guerra, e gli fu consegnata una grande spada. E quando l'agnello ruppe il 7° sigillo, si fece un gran silenzio in cielo. O tosco che per la città nel fuoco vivo vai parlando adesso e ci lasciati di restare in questa guarda alla montaña azzurra della corriere caina che vende e vita ci spese posso prendere il chiuso Che me lo farì, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che nel pensiero rinnova la paura tant'è amara che poco più morto ma guardai in alto e vidi le spalle. Mi sono proposto di scrivere diligentissimamente giorno per giorno ogni cosa di questo viaggio che io farò, vedrò e che accadrà. E in più nel tempo stesso annoterò di giorno quanto accadrà di notte e di notte quanto avverrà di giorno. Partii dalla città di Granata a D12 del mese di maggio dello stesso anno 1492, che era un sabato, e mi recai al porto di Palos, che è porto di mare dove ormai 3 navi assai ben adatte a tali imprese. E partì da detto porto ben provvisto di viveri e di marinai. Presi la via delle isole Canarie, che si trovano nel predetto mare oceano, per iniziare di là il mio viaggio e navigare fin tanto che non giungesse alle Indie, per compiere presso quei principi l'ambasciata affidatami dalle altezze vostre e adempiere in tal modo a quanto mi aveva commesso. Anche quelli della caravella mia vedono altri segni di terra e un tronco di spino carico di frutti rossi. Con questi indizi tutti si sentono sollevati e allegri, perché quando gli uomini dissero alla salve regina Salve regina, mater misericordiae, pietà dul cielo, et per nostra salve. vanno tutti nudi, come mamma li ha fatti, persino le donne, e ve n'è qualcuna assai carina. Non conoscono le armi e, prendendole dalla parte del taglio, si feriscono.
fosse tutto. Nuvola rossa. Il nostro ministro della guerra ha venduto il frumento destinato al nostro esercito con un grosso guadagno personale a quelle truppe che ora sono schierate contro di noi. Il nostro ministro delle finanze, spacciando divise false, ammucchia un grosso patrimonio personale e intanto scatena l'inflazione. Noi non vogliamo per difenderci! Noi combattiamo per le nostre vite! Cittadini, svegliatevi dalla stoltezza e dalla noia in cui vi hanno precipitato i facili discorsi dei cultori della menzogna e dell'ipocrisia, degli adoratori della corruzione e dell'intrigo. Dobbiamo agire con energia, ma senza fanatismo, per motivi di principio, ma senza demagogia. Ridurremo all'obbedienza tutte quelle popolazioni per le quali obbedienza è sinonimo di paura. E intanto